Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Dopo la chiusura del processo per la morte di Sara Campanella con l'estinzione del reato per decesso dell'imputato Stefano Argentino, la famiglia della vittima presenta un esposto contro la madre di lui, Daniela Santoro. I legali ipotizzano favoreggiamento e concorso, citando messaggi ambigui e presunte complicità nella lunga ossessione del figlio per la giovane. Catania ha sospeso dall'incarico il direttore dell'azienda sanitaria provinciale Giuseppe Angelo Reina, è indagato per violenza sessuale su una collega medico-chirurgo quando era primario a Paternò, ma il suo legale replica: la presunta vittima era una stalker, su Reina solo fango. C'è anche l'ex assessore regionale Fabio Granata tra i 7 indagati dal GIP di Siracusa per autoriciclaggio e bancarotta, disposto il sequestro di quasi 6 milioni di euro e di 8 società legate al gruppo Honda attivo nella distribuzione di energia tra Sicilia e Sardegna. Si è costituito nel carcere di Bollate a Milano Antonello Montante, l'ex leader degli industriali siciliani, è accusato di aver condizionato la vita politica siciliana attraverso una rete di funzionari pubblici infedeli. Dovrà scontare una pena non inferiore a 4 anni e 5 mesi. Lotta a traffico di droga, 4 arresti a Palermo e 2 obblighi di dimora. Un'azienda agricola serviva da copertura un maxi traffico di marijuana, un mercato florido che garantiva grossi guadagni e dove tutto era apparentemente in regola. Guerra dei rifiuti a Taormina per il sindaco De Luca. Devono essere depositati solo di notte dall'1:30 alle 5 del mattino, ma il comitato Diritto al Sonno contesta la validità dell'ordinanza, cancella l'inviolabile necessità del riposo. Calcio, nessuna rivoluzione ma solo metodo. Conferenza stampa congiunta del direttore generale del Catania Zarbano e del DS Rossoazzurro Pastore per fare il punto del lavoro fatto fino ad ora. Bentrovati. In apertura il femminicidio di Sara Campanella. Il processo è estinto, ma la famiglia della giovane denuncia la madre dell'omicida, Stefano Argentino, che si è suicidato in carcere. Secondo i legali dei Campanella, dopo il delitto Daniela Santoro avrebbe anche aiutato il figlio a fuggire e a nascondersi. Si ipotizzano i reati di favoreggiamento e concorso morale. Francesco Triolo. Prego. Sinora c'è stato silenzio necessario per un dolore così grande, ma noi siamo qui per la giustizia di Sara, perché Sara deve avere giustizia. Vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità, e allora si trovino. Il dolore di Cetti Zaccaria, la madre di Sara Campanella, è nascosto dagli occhiali scuri all'uscita dal Tribunale di Messina. La sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise ha da poco chiuso il processo a Stefano Argentino, non luogo a procedere per estinzione del reato, per morte del reo, ma il percorso giudiziario non sembra essersi concluso. I legali della famiglia di Sara hanno annunciato un esposto alla procura nei confronti di Daniela Santoro, la madre di Stefano Argentino, per valutare se sussistano le ipotesi di favoreggiamento e concorso nel reato commesso dal figlio, che era imputato per omicidio aggravato premeditato. La madre era a conoscenza di tutto quello che l'Argentino faceva, di tutto quello che l'Argentino pensava, e non c'è stata mai da parte della madre un ostacolo a questo comportamento ossessivo. Depositati anche dei messaggi in cui la madre gli scriveva: dai tempo al tempo, o volere e potere. E in un messaggio alla madre, dopo aver saputo della morte di Sara, il giovane studente universitario scrive: l'avevo detto io perché l'avevo colpita in quel punto lì. In un altro messaggio, che non si sa se sia stato inviato, Stefano Argentino avrebbe scritto: mamma, tu sai quanto io sia vendicativo. E la madre sarebbe stata anche al corrente dei suoi pedinamenti. All'udienza non erano presenti i genitori di Argentino, ma c'era l'avvocato della famiglia. Mi lascia un po' basito, perché se effettivamente, come è stato detto, queste responsabilità emergerebbero dagli atti di indagine, come mai allora non è stato proprio il PM in corso di indagine, quindi quando ancora Stefano era vivo, a fare una variazione del capo di imputazione e iscrivere altre persone al registro degli indagati?
Molestie in corsia. L'ASP di Catania sospende per un anno il direttore sanitario Giuseppe Reina, accusato di violenza su una collega quando era primario a Biancavilla e Paternò. La procura contesta episodi anche in presenza di pazienti ripresi dalle telecamere. Il medico si difende, la presunta vittima era una stalker. Il punto da Angelo Gagliano. I fatti in oggetto impongono un atteggiamento di rigorosa attenzione, quanto fa sapere l'azienda sanitaria provinciale di Catania, prendendo atto del provvedimento del giudice che ha sospeso per un anno il direttore sanitario Giuseppe Reina, 63 anni, ed ha avviato le procedure di esecuzione dell'ordinanza. Secondo l'accusa, quando era primario delle unità operative complesse di chirurgia di Biancavilla e di Paternò, Reina avrebbe tenuto comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali dal personale femminile della struttura, forte del suo ruolo gerarchico, anche durante i turni di lavoro. Di tutti gli episodi contestati, il giudice per le indagini preliminari ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza per una occasione commessa nei confronti di una collega donna, medico chirurgo. Approfittando dello stato di soggezione della vittima, contesta la procura, l'avrebbe anche indotta a subire atti sessuali. Gli episodi sarebbero avvenuti in presenza di pazienti con gesti rapidi, scrivono i magistrati, da impedire alla donna di difendersi e di manifestare il dissenso, fatti che sarebbero stati ripresi dal sistema di videosorveglianza. La procura aveva chiesto l'arresto di Reina, ma il GIP non ha ritenuto di concederlo. Le accuse non hanno retto davanti al GIP e non reggeranno in caso di ricorso della procura davanti al Tribunale del Riesame, lo dice l'avvocato Rosario Pennisi che assiste Reina. A fare avviare l'inchiesta è stata la dottoressa che era una stalker del mio assistito, aggiunge il legale, e questo lo abbiamo dimostrato ampiamente facendo vedere lettere e messaggi che inviava al suo ex primario. L'unico episodio contestato è avvenuto in sala operatoria e non era un gesto volontario, e lui è la vittima del fango che adesso è stato sollevato, conclude Pennisi. La procura deciderà se impugnare il rigetto. A Palermo saranno assunte dall'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali 2 donne vittime di violenza. Già rilasciati i relativi nulla osta necessari per l'ammissione al lavoro delle 2 donne che avevano fatto regolare domanda. La Sicilia è la prima regione italiana ad essersi dotata di una legge a favore di chi ha subito abusi. Associazione per delinquere, sequestrati 6 milioni a Siracusa, 7 persone e 8 società riconducibili al gruppo Onda. Tra gli indagati anche l'ex assessore regionale Fabio Granata. Orazio Longo. Il GIP di Siracusa ha disposto il sequestro preventivo di 5.600.000 euro nei confronti di 7 persone e 8 società riconducibili al gruppo Onda che si occupa di distribuzione di energia elettrica, in particolare tra Sicilia e Sardegna. L'indagine della Guardia di Finanza risale 10 anni fa e ha per oggetto una pluralità di reati fallimentari, tributari e contro il patrimonio, taluni dei quali reiterati e commessi con una sistematicità da denotare l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere, si legge nell'ordinanza. Tra le 7 persone indagate c'è anche Fabio Granata, ex assessore regionale ed ex presidente della Commissione regionale antimafia, che si è dimesso recentemente da assessore al comune di Siracusa, anche se per lui il GIP parla di posizione assai sfumata, ipotizzando un ruolo di finanziatore occulto e reclutatore di prestanome. Le accuse a vario titolo per gli indagati sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di autoriciclaggio, bancarotta, reati fiscali e associazione a delinquere per la commissione di truffe. Secondo gli inquirenti, ad assumere il ruolo di capo sarebbe stato Luigi Martinez, cognato di Granata. A corredo dell'inchiesta vi sarebbero le intercettazioni telefoniche della Guardia di Finanza. La morte dell'imprenditore Angelo Onorato per il legale della moglie, l'omicidio non è escluso. Secondo l'avvocato Vincenzo Lore, un test dice che Onorato temeva per la sua incolumità. Non sono stati trovati elementi di certezza indiscutibili a favore di una o dell'altra ipotesi, ovvero del suicidio o dell'omicidio, spiega il legale, che poi annuncia: posso anticipare che un testimone dichiara che Onorato si confidò con lui dicendo che nel mese di marzo si era accorto di essere stato pedinato da 2 persone e di essere preoccupato per la sua incolumità. Si è costituito nel carcere di Bollate vicino a Milano Antonello Montante, l'ex leader degli industriali siciliani, accusato di aver condizionato la vita politica della regione attraverso una rete di funzionari pubblici infedeli. Dovrà scontare una pena non inferiore a 4 anni e 5 mesi. Manlio Viola.
Per oltre un decennio, forse anche due, ha condizionato la vita politica siciliana grazie a una serie di dossier su uomini e donne delle istituzioni a tutti i livelli che aveva raccolto nel tempo grazie a una vera e propria rete di informazioni riservate. Ora deve rispondere di almeno 3 episodi di corruzione e di accesso abusivo alle banche dati delle forze dell'ordine. Si aprono definitivamente le porte del carcere per Antonello Montante, l'ex leader degli industriali siciliani. Si è costituito lui stesso ieri sera nel carcere di Bollate a Milano. Montante dovrà scontare una pena definitiva non inferiore a 4 anni e 5 mesi. La sentenza di condanna è ormai passata in giudicato per decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato una parte della stessa sentenza di secondo grado, quella riguardante l'associazione a delinquere, ma confermato la corruzione. Rispetto agli 8 anni cui era stato condannato in appello, Montante dovrà scontare una pena più lieve, ma questa pena non potrà essere inferiore a 4 anni, 5 mesi e 20 giorni. Per questo la Corte d'Appello di Caltanissetta ha deciso di non attendere l'udienza di riconteggio e ha emesso un decreto di esecuzione pena che è stato notificato al legale di Montante e alla squadra mobile per eseguire l'arresto. Montante però non era in sede ed è stato lui stesso a scegliere di costituirsi a Milano. Nelle prossime settimane a Caltanissetta si terrà l'udienza che stabilirà per quanto tempo dovrà restare in carcere l'ex uomo potente di Confindustria. Secondo i calcoli dei magistrati si parte almeno da 6 anni e non 4 anni e mezzo, ma saranno sicuramente meno degli 8 originali. A questi andranno sottratti 1 anno e mezzo di detenzione in attesa di giudizio ed è certo che la difesa presenterà da subito una istanza al Tribunale della Libertà, anche prima che il riconteggio della pena sia definitivo. I carabinieri di Catania sono intervenuti al reparto di cardiologia dell'ospedale Garibaldi Inesima dopo che un paziente psichiatrico di 44 anni aveva minacciato e aggredito verbalmente medici e infermieri. L'uomo, in forte stato di agitazione, non accettando le sue dimissioni, pretendeva di continuare a occupare il posto letto nel reparto. Il 44enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minacce e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Preoccupati ma determinati ad andare avanti gli attivisti della flottiglia dopo i 2 attacchi subiti nella notte. Le imbarcazioni prenderanno il largo domani da Augusta dirette a Gaza. Francesco Loi. Nelle ultime ore 2 attacchi a 2 imbarcazioni della Sumud Flottiglia, questo non vi intimorisce? No, assolutamente, anzi ci aspettavamo degli attacchi del genere, magari non ce li aspettavamo con queste tempistiche così in fretta e magari speravamo non capitassero 2 di fila, ma sicuramente non è un gesto che ci spaventa o che ci fiacchi nell'animo. La Global Sumud Flottiglia non si ferma. Gli attacchi subiti dalle 2 imbarcazioni, la Family, con a bordo anche Greta Thunberg, e la Alma, preoccupano e fanno riflettere. È un tentativo previsto, è abbastanza scontato di spaventarci, sappiamo quali sono le loro intenzioni, ma come puoi vedere non siamo spaventati. Quindi. La data segnata in rosso è l'11 settembre. Le imbarcazioni lasceranno il porto di Siracusa alla volta di Gaza. A bordo, oltre ai tanti volontari di 44 nazioni, gli indispensabili aiuti umanitari. Noi porteremo delle 500 tonnellate raccolte circa, sono 45 quelle che abbiamo stoccato nel porto e stiamo ultimando di caricare sulle barche. Sono suddivise in pacchi da 20 kg, già in formato famiglia. Intanto qui ad Augusta si ultimano i preparativi prima di mettersi in viaggio. Hanno provato a intimidirci, però siamo carichi, anzi le notizie che arrivano da Tunisi ci danno solo più forza. Ma la Sumud Flottiglia è entrata anche nel dibattito politico. Le opposizioni chiedono alla Premier Meloni chiarimenti sugli attacchi. Dalla Farnesina Tajani risponde che non è compito dell'Italia fare indagini. A bordo ci saranno anche esponenti politici. Il senatore dei 5 Stelle Croatti ha detto: gli attacchi non ci fermano. E sono 10 le imbarcazioni del movimento F-Lotta che domani, meteo permettendo, salperanno da Mazara del Vallo per raggiungere l'isola di Lampedusa e occupare pacificamente il Mediterraneo centrale e sud dell'isola. A Lampedusa si uniranno altre 3 barche e altri attivisti e imbarcazioni si sposteranno poco lontano la costa per sostare in mare. L'iniziativa contro la politica del governo sui migranti. Cambiamo argomento. A Partinico nel Palermitano un'azienda agricola serviva da copertura per un maxi traffico di marijuana, 4 arresti, un giro d'affari importante sotto un'attività che apparentemente risultava legale. Marco Gulla.
Apparentemente era dedita alla coltivazione di cannabis light, ma in realtà nascondeva un vero e proprio traffico di marijuana ad alto principio attivo. Operazione antidroga della polizia a Partinico, dove è stata scoperta un'azienda agricola che era stata convertita in produzione di canapa indiana. Il giro d'affari superava il €500.000. L'azienda partinicese produceva marijuana, 4 persone finiscono ai domiciliari, obbligo di dimora per gli altri 2 indagati. Le indagini hanno permesso di scoprire il ruolo dei 6 che svariavano dalla coltivazione, essiccazione e confezionamento della droga. Un'organizzazione capillare dell'attività da effettuare grazie a specifiche competenze nel settore agricolo e alla disponibilità di terreni di proprietà e macchinari adatti alla pulitura delle foglie di marijuana. Lo stratagemma utilizzato consisteva nell'alternare la cannabis light del tipo purple, del tutto legale, con piante di canapa indiana ad elevato coefficiente drogante, così da camuffare la produzione vietata. Lo smercio, secondo gli investigatori, avveniva soprattutto nella zona di Partinico, Cinisi e Trappeto, un mercato florido che garantiva ai 6 indagati guadagni importanti sotto un'attività che risultava legale. La circonvallazione di Acate che diventa pista per l'ennesima corsa clandestina di cavalli è successo domenica scorsa all'alba, un fenomeno continuo tra degrado, scommesse illegali e criminalità organizzata e che ora preoccupa anche le istituzioni locali. GR Italia. Cavalli lanciati al galoppo preceduti da una staffetta di scooter e moto ad alta velocità. Così all'alba di domenica scorsa la circonvallazione di Acate si è trasformata ancora una volta in pista clandestina. Poco dopo le 5:30 del mattino decine di giovani, anche minorenni, hanno assistito e documentato la corsa con video diffusi sui social a poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri. Scene che raccontano non solo la sfida illegale ma anche il disprezzo per le regole e per lo Stato, perché dietro a queste competizioni si muove un sottobosco di stalle abusive, cavalli tenuti in condizioni di degrado estremo e doping per aumentare le prestazioni. Un giro che secondo l'OIPA vede la partecipazione non solo di pregiudicati ma anche di giovanissimi sempre più attratti da questa subcultura dell'illegalità. Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, rilancia l'appello alle istituzioni: servono controlli costanti e un fronte comune per fermare un fenomeno che rischia di radicarsi nel tessuto sociale. Le indagini sulle corse clandestine hanno già svelato in passato legami con la criminalità organizzata e la presenza di fantini con precedenti penali. È lo stesso motivo che portò nel 2009 alla sospensione del Palio di San Vincenzo, tradizione storica della città, che il sindaco vorrebbe ripristinare. Non posso che esprimere un grandissimo rammarico. Acate è indissolubilmente legata al cavallo, vista la tradizione ultracentenaria di un palio che purtroppo non si tiene da qualche anno e che noi come amministrazione vorremmo riportare in auge. Episodi del genere che vanno fortemente condannati ovviamente non ci aiutano su questa strada. Oggi, con nuove generazioni coinvolte e un giro d'affari che non si ferma, il timore è che Acate torni a essere epicentro di un'attività criminale diffusa e radicata. Catania trova un portafogli con 700 euro e lo restituisce al proprietario, protagonista del gesto esemplare di onestà. Un giovane senegalese, uno dei tanti venditori ambulanti in città. Ci racconta questa storia Lorena Dolci. Ecco Samba e Salvatore, una foto che racchiude una piccola storia di onestà, un gesto raro che diventa eccezionale quando contraddice tante narrazioni sugli stranieri che arrivano in Italia. Samba Youm infatti è un senegalese di 31 anni, uno dei tanti Vukumpra che ci capita di incontrare nei mercatini. Sabato scorso trova per terra un portafoglio, dentro ci sono 700 euro e documenti. Samba rintraccia il proprietario e 2 giorni dopo parte da Catania e lo riporta a Salvatore Monaco, un elettrauto di Giardini Naxos, che racconta commosso quel gesto inaspettato. Ho premesso anche che non hanno toccato nessuno, c'erano ingenti somme nel portafoglio, non hanno toccato il nulla. Poi non le dico la bontà di questi ragazzi che non volevano neanche che io lo ricompensassi con qualcosa. Cosa che ho fatto, giustamente ho fatto il mio dovere. In questo video girato dal nipote di Samba, il momento della consegna, fatta proprio come si vede, senza aspettarsi niente in cambio. Li ringrazio di cuore, loro, la loro umiltà, la loro dolcezza, ragazzi che meritano di stare in un territorio
come l'Italia, che a volte ci sono dei pregiudizi, ma non tutti siamo uguali. Un grazie ed un impegno. Farò di tutto, dice l'Elettrauto, per garantirgli un posto regolare nel nostro mercatino. Guerra dei rifiuti a Taormina. Il sindaco De Luca ha deciso che debbano essere depositati solo di notte, dall'1:30 alle 5 del mattino. Ma il Comitato Diritto al Sonno contesta la validità dell'ordinanza del primo cittadino perché cancella l'inviolabile necessità del riposo. Ferlito. Una signora anziana che dal balcone della sua abitazione in prossimità del corso di Taormina si disfa di un sacchetto della spazzatura gettandolo dal balcone. Il video della signora, condiviso sui social dal sindaco De Luca, non possiamo mostrarvelo. È stato lo stesso sindaco a rimuoverlo dopo essere stato rimproverato dalla madre. Ma questo è servito ad accendere la già calda battaglia per l'ordinanza sugli orari di conferimento dei rifiuti a Taormina, che obbliga i residenti del centro storico a conferirli tra l'1:30 e le 5 del mattino per 7 mesi l'anno. È una regola che colpisce soprattutto anziani, lavoratori e persone fragili che evidentemente hanno delle difficoltà a farsi aiutare da parenti e amici in quegli orari notturni. La polemica sui social è stata immediata, un'agonia mediatica contro una donna anziana, il volto disumano di questa ordinanza, scrive il Comitato per il Diritto al Sonno, uno dei principali soggetti oppositori del primo cittadino, che chiede orari di conferimento più urbani. Noi ci siamo subito schierati in modo solidale con la signora e chiediamo nuovamente con forza che venga ripristinato il nostro diritto, il diritto a riposare, il diritto di avere almeno 7-8 ore consecutive di sonno. Azioni di questo genere rischiano di allontanare i residenti dal centro storico e trasformare Taormina in quello che è un palcoscenico senza anima. Ci fermiamo per una pausa, tra poco il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, Torre del Grifo, il logo, ma anche il recente mercato. Sono alcuni dei temi trattati dal direttore generale del Catania Zarbano e dal direttore sportivo Pastore. Sentiamo Marco Carli. Il punto del lavoro fatto finora, soprattutto sul mercato, ma anche inevitabilmente lo sguardo rivolto al futuro con tappe importanti come Torre del Grifo e il logo. Il direttore generale e il direttore sportivo del Catania partono dal metodo, lo fa Zarbano. Nessuna rivoluzione, dice, ma chiarezza dei ruoli. E sull'avvio fulminante specifica, siamo solo all'inizio. Si parla anche di cifre, dopo i numeri dello scorso bilancio con le perdite, poi ripianate dalla proprietà. Quello che io dal 30 giugno 2025 è un bilancio che è comunque in perdite che sono state coperte dall'azionista. Nonostante questo però in questa sessione di calciomercato abbiamo ottenuto anche un notevole risparmio dal punto di vista economico e finanziario. C'è stato un abbattimento del monte ingaggi che si ripercuoterà nel bilancio del prossimo anno. Torre del Grifo, se sarà assegnato al Catania, ha confermato che si partirà dalle esigenze della prima squadra, i campi dunque. Sul logo, dice Zarbano, richiesta fatta 2 mesi fa ma attesa da parte della curatela. Squadra di Tacchio ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Celli, Caturano e Rolfini fanno lavori differenziati. Chiuso il mercato estivo, i rinnovi diventano la priorità. Non tutti i giocatori in scadenza potranno rinnovare, ma si vuole tentare di tenere gli atleti validi che sono in gruppo. Non è scontato che ci possa essere un rinnovo per chi ha scadenza. Un professionista fa il professionista e si comporta da tale fino alla fine. Ancora una breve pausa, torniamo tra poco. Prima di chiudere ancora una notizia, un aggiornamento sulla partenza della flottiglia di domani, perché domani alle 14 alla Marina di Ortigia a Siracusa è in programma un presidio organizzato dal Comitato Siracusano per la Palestina per salutare la partenza delle barche e si terrà una conferenza stampa in cui interverranno giornalisti e attivisti in partenza appunto con la flottiglia. Bene, questa era l'ultima notizia, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, da parte mia dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata su Antenna Sicilia. Arrivederci.